C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, tra le tante statue del Museo di Santa Giulia c'è anche questa statua femminile frammentaria in marmo greco. Restate con noi che poi ci divertiamo col dialetto. Questa statua femminile fu rinvenuta nel 1948 durante gli scavi in Corso Magenta, in località Palazzo Poncarali Oldofredi, attuale sede del liceo classico Arnaldo. La statua frammentaria ripropone uno schema iconografico tipico dell'Afrodite ellenistica, seno nudo, gamba avanzata e himation, cioè il mantello, che avvolge ed evidenzia i fianchi alla maniera greca. Doveva decorare un grande impianto termale vicino di epoca Flavia. Bel proverbio di oggi, ragazzi. Chi nas de lein sen de soc. Leonardo ed Elisa per centro anch'io. E Leonardo interroghiamo lei? Sì. Mamma mia come passa subito la palla. È sempre stato così. Chi nas de lein sen de soc. Mai sentito, Elisa, questo? No. Prova a tradurlo, Elisa. Dai che ce la puoi fare. Non suggerire tu, Leonardo. Chi nasce Sì. di legno, Nas de lein. adesso Sa di? sa di? Soc. Cos'è il soc? Non lo so. Il caminetto. Non lo so. Ma tu potresti suggerire adesso, però. Ah, ma che uomo inutile. Signor Giulio, chi nas de lein sen de soc, cioè? Beh, penso che si riferisca al ceto sociale in cui si nasce, praticamente si resta, è difficile cambiare la propria origine, perché anche chi ha fatto soldi, diciamo così, non è che si evolva. Quindi lei, suo essere. signor Giulio. Il paesano lo vedi sempre, no? Senza parlare male No, di per paesano. carità, no, lei è di sangue blu e morirà di sangue blu. Esatto, anche senza una lira, però l'origine resta. Camilla, chi nas de lein sen de soc, questa insomma è abbastanza diffusa, no? Non ho mai sentito neanche No, tu questa, sarò sincera. sai tradurlo, Camilla? Chi nasce de legne, boh. Chi nas, no, non nas. Chi nasce. Chi nasce, bravo, non chi naso. No, chi nasce di legno, Sì? sa di soc, Sì. legno sempre, boh. Speriamo non ci stia seguendo Pinocchio, Non lo so, altrimenti si offende. infatti. No, non lo so, de soc non lo so. Allora è proprio vero che chi nas de lein sen de soc, ovvero chi nasce di legno poi sa di ceppo, che è proprio così impossibile cambiare le personalità delle persone. Insomma, questo è quanto vi abbiamo raccontato oggi. Grazie per essere stati con noi. Parola ai ragazzi. Ciao. Ciao Luca, tu sai chi è il Maiulì? No. Che lavoro fa il Maiulì? Boh. Non ne conosci uno? No. È il venditore di ceramiche. Beh, ora magari non c'è più il Maiulì. C'entro anch'io.